Zapping. Zapping, alla radio l'informazione in TV e non solo. A cura di Aldo Forbice. Buonasera. Sono 19:41, buonasera a tutti da Aldo Forbice, eccoci col nostro numero verde che vi ricordo, 800 05 51 01, 800 05 51 01. Continuano ad arrivare barche naturalmente in Sicilia, sulle coste siciliane, a Lampedusa in modo particolare, ma c'è una dichiarazione che fa un po' riflettere. Ascoltate. Quelli che arrivano con le scarpe da ginnastica firmate, il giubbottino all'occidentale e il telefonino in mano non è gente che chiede l'asilo politico. Sono naturalmente le parole del governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia, in una intervista. Lampedusa non è invasa da rifugiati politici o disperati, aggiunge, ma da tunisini che fuggono da un territorio nel quale è ripresa la vita normale e sono state riaperte le aziende. Secondo l'ex ministro, i barconi dell'emergenza si sono visti in passato, oggi sbarcano soltanto ragazzi di 25 e 35 anni senza famiglia che appaiono in carne, ben messi, non così sprovveduti. Qualche barcone così posso ancora capirlo. Questi invece sono tutti maschi che sborsano 2.000 euro agli scafisti per fare da traversata. La questione degli immigrati per Zaia deve essere affrontata insieme all'Europa, perché l'Italia non può diventare la porta d'ingresso mentre l'Europa, prosegue, sta a guardare nulla facente. Il governatore assicura che il Veneto farà la sua parte per accogliere i profughi come previsto dal piano del ministro dell'Interno Roberto Maroni, che ipotizza un frazionamento nelle regioni per gli immigrati, ma sottolinea che la regione ha già una importante pressione demografica straniera. E un po' sono le cose, alcune di queste cose le abbiamo dette ieri sera anche con Margherita Boniver, che appunto più o meno poi condivide questo tipo di analisi, ma oggi ci sono state anche contestazioni da parte di sindaci della zona di Mineo, perché come sapete una parte già dei clandestini sono arrivati lì in questo villaggio della solidarietà, ma insomma disagi e tensioni si registrano un po' dappertutto, ma ovviamente soprattutto a Lampedusa, dove ancora il centro è fortemente congestionato, l'isola è fortemente congestionata.